Benvenuti, bentrovati, nuovo e altro appuntamento dedicato al mondo dello sport, sempre e con la vostra e nostra web tv www.venetoglobe.com. C'è il canale tipicamente dedicato al mondo dello sport che si chiama streamingsport.com e che nasce appunto dalla casa madre, diciamo così, Veneto Globe. Per quanto riguarda il digitale terrestre, ci trovate sul canale 95 corrispondente per Veneto e Friuli Venezia Giulia, l'emittente del Nord Italia Caffè TV 24. Per quanto riguarda l'onda, andremo in onda e andiamo in onda ogni sera 19:40, 19:45 circa, in seconda serata come terza ed ultima replica poi nella mattinata. Mondo dello sport ancora sotto shock, ancora in lutto per la morte, come sapete, di Kobe Bryant, mito del basket. Ieri Kobe è stato ricordato anche a San Siro dal Milan, di cui lui era tifoso. Kobe aveva scelto, tra l'altro, vedete in questa foto, la figlia per continuare il suo messaggio e per continuare il suo nome. Ora il suo messaggio vivrà con LeBron. Passiamo al tennis con Roger Federer che sopravvive, è il caso proprio di dirlo, a 7 match point e batte i suoi dolori fisici raggiungendo la semifinale che Federer giocherà contro Djokovic. Dopo la presentazione della Ducati, con l'inizio del mese prossimo, comincia la fase calda della MotoGP in vista proprio del Mondiale, al via l'8 marzo in Qatar. Passiamo al basket, quarta giornata delle top 16 di Eurocup. Venezia ha ospitato i greci di Patrasso e ha purtroppo perso 70-52. Esordio della guardia ex Milano Goudelok, ma andiamo a sentire coach De Raffaele al termine della gara. Per dire brutta, mai con l'energia giusta per giocare, mai con l'atteggiamento di voler aggredire una partita così importante. C'è da capire il perché, non abbiamo mai fatto canestro, ma al di là di questo abbiamo mostrato solo 3 minuti nel terzo e nel quarto di quello che dovevamo fare, con quintetti che non sono mai stati quintetti che ci hanno permesso di rientrare. Purtroppo è una brutta sconfitta fatta davanti al nostro pubblico, dobbiamo rimboccarci le maniche e lavorare, e ognuno che si prenda poi anche le proprie responsabilità. Non c'era nessun tipo di connessione in campo. L'abbiamo detto, l'abbiamo ripetuto, ma si vedeva in attacco che, ma al di là dei quintetti, hanno provato ognuno a risolvere la partita in maniera scollegata, senza mai dare quelli più bravi a quelli meno bravi, a quelli che giocano tanto, a quelli che giocano poco. Qui c'è da farsi il culo, parlare poco, abbassarsi, difendere, essere un po' più umili, perché sennò diventa difficile, specialmente in Coppa, dove ci sono giocatori come Mavrov e Fedalidis, che stasera ce l'ha spiegata. Quindi credo che in Coppa è in assoluto la partita peggiore che abbiamo giocato. Purtroppo viene in un momento che non doveva venire. Mi dispiace anche per Andrew, perché credo che immaginasse un esordio diverso. Si è visto che è ancora molto indietro su tante cose, però l'unica via è farlo giocare non più di 3-4 minuti ogni volta che entra in campo. Peccato, perché è una brutta sconfitta questa per coach De Raffaele e la sua Humana Reyer Venezia. Parlavamo di mercato prima, perché con Goudelok che andrà a rinforzare appunto Venezia, mentre Milano si rinforza con Crawford, ultimo MVP della Serie A. Potrà però essere utilizzato soltanto in campionato europeo. Brescia ad Oldenburg per continuare le partite di Coppa, e Trento a Bologna contro la Virtus Bologna. In Champions invece gli ungheresi del Falco contro Brindisi e Sassari invece contro gli israeliani del Olon. Passiamo alla pallavolo, quella maschile, che ha cominciato la Champions a gironi. Nel gruppo A Civitanova ha sfidato i cechi del České Budějovice e ha vinto per 3-1. Nello stesso girone domani sera tocca a Trento, che va ad Istanbul contro il Fenerbahce. Nel gruppo D invece stasera tocca a Perugia, che affronta il Tours.
Imoco in Coppa Italia con i quarti di finale proprio di Coppa Italia di questa manifestazione che inizia stasera alle 20:30 con il primo quarto, diciamo, che poi porterà alla Final Four. E allora questa sera ore 20:30 al Palaverde di Carità di Villorba l'appuntamento sarà tra Imoco e Chieri. Poi se tutto andrà per il verso giusto, Final Four a Busto Arsizio sabato 1 febbraio e poi finalissima domenica 2 febbraio alle ore 18. Parliamo di rugby con i Leoni che si stanno allenando, si stanno concentrando ormai un unico obiettivo, quel Pro 14 che sta piano piano ritornando agli ottimi livelli dello scorso anno. E allora si è pensato e si pensa in queste settimane anche a dei rinnovi. Hanno cominciato in casa biancoverde Hayward e Ione Monti, ma si continua perché oggi la stampa dà l'ufficialità della continuazione del rapporto, dell'allungamento dei contratti di Sebastian Negri e di Marco Lazzaroni. Ed è proprio di Marco Lazzaroni che vediamo un breve filmato. È un Marco Lazzaroni devastante, veramente fortissimo, in bocca al lupo a lui per il suo rinnovo. Domani vedremo il rinnovo di Sebastian Negri, sempre con queste piccole clip. Per il 6 Nazioni femminile invece, che si giocherà il 2 febbraio, l'Italia giocherà a Cardiff contro il Galles. Lei è la Barattin, unica trevigiana convocata. Complimenti. Andiamo in Serie A, parliamo di calcio adesso con il Milan che sembra intenzionato a privarsi di Suso e di Piontek, nonostante avessero fatto bene. Adesso con l'arrivo di Ibrahimovic sono cambiati un po', è cambiato un po' qualcosa, lo si è visto anche ieri sera con l'ottima vittoria ai tempi supplementari per 4-2, poi ne parliamo contro Torino. Continuiamo per il mercato all'Inter, Eriksen è arrivato e andrà subito in panchina. Poi si vedrà se lo farà giocare Conte oppure no. Salta lo scambio De Sciglio-Kurzawa al Paris Saint-Germain, sembra non interessare più, mentre c'è attesa per Emre Can al Borussia Dortmund, sembra finalmente fatta. A Roma sembra arrivato anche il momento dell'addio di un altro degli storici romanisti, ovvero di Florenzi, che potrebbe andare al Valencia, però c'è un però, cioè soltanto se gli spagnoli troveranno i soldi necessari. Il Napoli ufficializza Politano, ecco la stretta di mano tra De Laurentiis ed il giocatore, e tratta anche Petagna per l'Europa. In Serie A si giocherà sabato 1 febbraio Bologna-Brescia, poi Cagliari-Parma e Sassuolo-Roma. Queste le prime 3 partite, poi si giocherà domenica e il posticipo lunedì. Quello che vedete è Ibrahimovic, che anche ieri sera ha lasciato il segno nel Milan, con Milan-Torino che ha visto la vittoria dei rossoneri per 4-2 dopo i tempi supplementari. Un Milan che adesso, passato il turno, affronterà la Juventus. Stasera ci va in campo a San Siro l'Inter contro la Fiorentina ed è l'ultimo dei quarti, poi vedremo le composizioni per continuare la Coppa Italia. In Serie B con Venete e Friulane che attendono di ritornare in campo, così il Pordenone che sarà alla Spezia contro lo Spezia, poi Trapani-Cittadella, turno esterno del Cittadella. A Chievo invece si affronteranno Chievo-Venezia, derby veneto. Per parlare di allenatori che saltano e che cambiano, l'Ascoli ha esonerato Zanetti e al suo posto la conferma è arrivato lui, ovvero Stellone.
Andiamo in Serie D perché c'è un'altra panchina che è saltata, vi dicevo ieri, no? È stata quella di Bodo del Montebelluna dopo la sconfitta 3-0 contro il Caldiero in via Bigi appunto a Montebelluna. È stato sostituito da Lele Pasa, è un ritorno per lui, un ritorno nella Marca Trevigiana, un ritorno chiaramente al Montebelluna. Ha detto subito sì al presidente che dice lo ha informato di quello che voleva fare e lo ha galvanizzato, perché dice come me non ama i pareggi, vuole soltanto vincere. Vi ricordo che in testa a questo campionato c'è sempre il Campodarsego di Antonio Andreucci con 51 punti, segue il Legnago a 44 punti, l'Ambrosiana e il Cartigliano a 41 punti. Un'altra storia assurda italiana è quella del Mantova, no? Perché il calcio è così purtroppo, assurdo in questi casi, perché pur essendo al primo posto in classifica e tra l'altro imbattuto, il Mantova ha esonerato il tecnico Brando. Al suo posto promosso il secondo, che si chiama Garzon, con l'ex centrocampista Mattias Cuffa a fare da aiutante. Vedremo il Mantova quindi con questi nuovi cambiamenti. Andiamo in eccellenza, vi dicevo nel girone A c'è stata la sorpresa negativa del Valgatara che ha vinto a Castelfranco contro il Giorgione per 1-0, quindi la sorpresa negativa è quella del Giorgione. Nel girone B invece diverse partite interessanti, molto belle, come Liventina San Donà 1-1, come San Giorgio Sedico Lia Piave 4-3 per il San Giorgio Sedico, come Vittorio Veneto Porto Mansuè 2-0 per il Porto Mansuè, come l'Eclisse che ha vinto 3-0 a Volpago del Montello e come l'Union Pro che ha battuto in casa a Moriago della Battaglia l'Union QDP di Buondonno. Andiamo a sentire il tecnico Gionco dell'Union Pro visibilmente soddisfatto di questa vittoria. Sentiamolo a fine gara. Avevamo detto che era una partita che valeva non 3 punti, 6 punti, insomma ne avete presi 3 ma sono importanti. Assolutamente sì, è una partita che sicuramente agli occhi del pubblico non sarà stata bellissima, ma così doveva essere, perché a livello tecnico non sarà stata eccelsa sicuramente, però era una partita dove bisognava buttare il cuore oltre l'ostacolo, il carattere, motivazioni. Il primo tempo penso sia stata una partita abbastanza noiosa, il secondo tempo siamo entrati con un piglio, abbiamo detto proviamo a vincerla anche ragazzi, perché comunque un pareggio ci serve relativamente. Siamo stati bravi e fortunati dove loro ci hanno concesso 2 palle in difesa e siamo stati cinici a realizzarle, e dietro siamo stati ermetici, cattivi, come dovremmo essere sempre da qui alla fine se vogliamo portare a casa quello che è il nostro obiettivo, insomma. Hai detto tu, partita sì, abbastanza noiosa nel primo tempo, però sempre calmi e tranquilli, avete impostato quella perché Del Papa da una parte che rallentava il gioco con esperienza. Sì, Del Papa e Fuxa mi hanno dato un po' di esperienza lì in mezzo ed era quello che mi serviva. La partita era stata impostata che dovevamo stare lì, anche se giocavamo contro il QDP che era ultimo in classifica, però la mentalità nostra deve essere da qui alla fine quella: ok, stiamo lì, stiamo tranquilli e nel momento in cui c'è la possibilità di castigare, castighiamo. Dobbiamo diventare cinici come lo siamo stati oggi, insomma. È un campionato che comunque si conferma bello sotto, perché effettivamente davanti fanno a gara per perdere qualche punto, no? Sotto duro, tosto. Sì, adesso non so i risultati a parte quelli di ieri, che ho visto il Martellago e ho visto il Montello che hanno perso, quindi penso sia una lotta non so a quante squadre, ma molto aperto per tutte, quindi questi scontri diretti valgono doppio, come hai detto te all'inizio, insomma. Te l'aspettavi questo campionato? Oddio, qualcosa sì, perché ci sono venute a mancare delle pedine fondamentali, però voglio dire, i ragazzi che sono arrivati stanno cercando di contribuire a quello che è il nostro obiettivo, insomma. Mister, in bocca al lupo. Grazie, molto gentile. In bocca al lupo a Gionco dell'Union Pro. Vi ricordo in promozione adesso anche qui salta una panchina, è quella del Vedelago che ha esonerato il tecnico Comunello e al suo posto è arrivato Cristiano Cecchin per continuare il campionato. In bocca al lupo anche a lui. Stasera Trofeo Veneto di prima e seconda categoria. In campo ci vanno nella prima parte della serata Valdo Sport e Refrontolo.
Ed ora dal calcio al calcio a 5, torniamo a Prata di Pordenone per l'ASD Prata Maccan che ha vinto 5-3 contro l'Olimpia Rovereto, terzo successo di fila per i ragazzi di Sabalino e rientro nei play-off. E sentiamolo allora il tecnico Sabalino. Siamo con mister Sabalino, un 5-3 nella prima partita dell'anno qui in casa, un risultato insomma che meritato e anche forse un po' più sofferto del previsto. Sì, abbiamo battuto una squadra che darà del filo da torcere a altre squadre durante il campionato. Per noi era importante fare risultato, vincere, e a tratti abbiamo fatto delle belle giocate, dei buoni movimenti, abbiamo regalato onestamente 2 gol il primo tempo che non dovevamo regalare, perché su calcio di punizione e su rimessa laterale abbiamo subito questi 2 gol che ci hanno un po' tolto qualche concretezza in fase di possesso. Ecco. Benissimo il risultato e andiamo avanti. Diciamo un Morgade omnipresente. Ma sì, Oscar ha fatto una gran partita, noi sappiamo tutte le sue qualità e oggi ha ricoperto anche il ruolo di centrale quando dovevamo fare delle rotazioni perché mancava Guido e pertanto sì, noi sappiamo che è un giocatore che può far bene in qualsiasi ruolo. Questo mister Sabalino per il Prata Maccan, ci ritorneremo. Vi ricordo soltanto per chiudere che nella Serie B maschile di pallacanestro la Ruker Sambe dopo la vittoria contro Piadena torna in campo domani sera nel turno infrasettimanale. Turno infrasettimanale per la Ruker che poi tornerà al Palasystem di San Vendemiano sabato sera alle ore 20:30 e sarà importante naturalmente non perdere punti per strada. È tutto, ci risentiamo domani.